concetto della flessibilità qual è? Nelle forme poi, nelle misure che si verrà stabilito, che tu puoi accedere prima del previsto in diverse forme, la staffetta generazionale, il prestito previdenziale, la flessibilità in uscita, diciamo con una riduzione del valore della pensione, se appunto avrai una riduzione del valore della pensione. Il lavoratore dispone già di un pacchetto, diciamo, aggiuntivo di rendimento pensionistico che deriva dalla previdenza complementare, può affrontare queste necessità di flessibilità, può affrontarle a cuor più leggero. Questi riceveranno appunto una busta di colore arancione, quindi sarà facile capire di chi si tratta quando la busta arriverà a casa. Da questo punto di vista, serenità sul fatto di avere la pensione, di avere un assegno che anche con il contributivo sarà comunque un assegno sicuro. Per quanto riguarda i lavoratori, l'assistenza, la vicinanza al territorio per poter far capire ai più giovani che la previdenza complementare vuol dire comprare oggi il biglietto per la libertà. Soprattutto nella previdenza complementare non aderire subito significa sostanzialmente perdere un'occasione che non potrà più essere recuperata in futuro. La condizione fondamentale della previdenza complementare è che il tempo perso non si può recuperare. Rendere anche flessibile l'uscita dal mondo del lavoro e in prospettiva anche per migliorare l'educazione finanziaria delle persone, renderle più consapevoli di che cosa significa pensare al domani, cominciare ad investire anche sui giovani.